Siamo al forte, abbiamo scalato il forte Belvedere, l'abbiamo espugnato per andare a bere vino, perché non ci ferma il caldo, non ci ferma la stagione, giusto Antonio? Quando si tratta di bere del grande Sangiovese, che ormai conosciamo bene, che ti abbiamo visto nascere, una sua seconda vita come produttore di vino, raccontaci la riserva, che invece è da poco che la stiamo assaggiando. Sì, la riserva è un Sangiovese in purezza che svolge la malolattica e direttamente in barrique usate. Parla come se fossi un bambino di 5 anni. Sì. La malolattica, ecco, che vuol dire? Vuol dire una fermentazione secondaria che determina la trasformazione dell'acido malico in acido lattico ed è 5 anni, diciamo che ammorbidisce il vino e lo rende più pronto. Lo rende maturo, pronto per la beva, diciamo così. E si fa quindi 18 mesi in barrique usate, dopodiché questa, in particolare la riserva, è stato imbottigliato nel giugno dell'anno scorso e quindi questa riserva che noi stiamo assaggiando ha già 13 mesi in bottiglia. Un vino già che ha la sua bella speziatura, il suo bel carattere, la sua bella forza, attenzione tannino, però che ora che me l'hai servito un pochino fresco sinceramente si adatta bene anche all'estate, no? Come all'estate uno dice vini rossi non si bevono? Sì, però il Sangiovese riesce in qualche modo a cavarsela anche durante il periodo estivo, secondo me, servito un po' più fresco, secondo me ha quella freschezza, quel po' di acidità che aiuta a essere bevuto anche durante il periodo caldo. Quindi non vi preoccupate, voi che non volete, dice no io bianco non lo bevo, non vi preoccupate, Sangiovese che è anticlassico non si conti anche d'estate. Ora 38 gradi sono tanti, però ci adeguiamo. Noi siamo persone estreme che ci piace il pericolo e noi andiamo a diritto. Esatto, salute.